5, 4, 3, 2, 1, parte la 20ª tappa del Giro d'Italia! Vicepresidente Bolzonello, siamo alla partenza e quindi siamo a tempo di bilanci. Cominciamo da quello sportivo. Scelta di Piancavallo, una scelta azzeccata? Scelta di Piancavallo era una scelta difficile, erano 20 anni che non veniva riproposto più e quando mi sono permesso di dirlo a Enzo Cainero ho detto ma secondo me sarebbe importante rimettere il Piancavallo al centro anche da un punto di vista agonistico, non solo per la parte turistica, anche perché io 20 anni fa c'ero quando Pantani fece quella bellissima tappa e secondo me Piancavallo potrebbe fare la differenza. C'è stato un po' di scetticismo, non tanto da Enzo quanto un po' in generale e invece la scommessa è stata vinta. Piancavallo ha fatto la differenza in maniera straordinaria e devo dire questo mi fa piacere. Quindi oggi Piancavallo ritorna a essere anche centrale rispetto alle grandi salite del Giro d'Italia. Bilancio invece sotto profilo di promozione e turistica, vista la gente che c'è anche qua a Pordenone. Come sempre fantastico, noi abbiamo 180 paesi collegati in diretta per il Giro, ieri c'è stata l'apoteosi col cambio di maglia, quindi è stata una cosa molto importante, perché fosse stata una tappa piatta probabilmente avremmo avuto anche meno ritorni proprio di natura commerciale, perché invece questa salita verrà riproposta, arriveranno quindi ospiti a cercare di scalarla, c'è gente che andrà in Piancavallo, è stato un grande ritorno dal punto di vista proprio della parte legata all'economia e quindi un investimento che la Regione ha fatto, che continua a fare e che ha dei ritorni molto molto significativi. Quindi significa che si ripunterà di nuovo sul Giro d'Italia anche per il 2018? Beh, questo sì, avevamo pianificato 4 anni su 5 con Trieste e Pian di Montaggio nel 13 che chiudeva una prima parte, poi è partita la programmazione del mio assessorato, del mio referato e abbiamo programmato 4 anni su 5, il 14 è stata quella straordinaria finale di Giro che finisce a Trieste, qualcosa di bellissimo, poi ritorno sulle valli prima volta sulle valli del Natisone lo scorso anno, dopo un anno di pausa nel 15, nel 16 Valli del Natisone, nel 17 Piancavallo nuovamente riproposto, nel 18 torniamo sicuramente in Carnia nella casa della montagna del Giro, cioè allo Zoncolan quasi sicuramente. Adesso stiamo facendo alcuni ragionamenti, alcune cose con il patrono del Giro Mauro Vegni, naturalmente non sappiamo ancora se tutto questo arriverà a termine, ma stiamo lavorando proprio per questo motivo. Ecco, lei citava Vegni, ci ha parlato, quali sono state anche da parte dell'organizzazione del Giro d'Italia le impressioni sul Friuli Venezia Giulia? Ma mi ha detto semplicemente 2 parole, come sempre perfetti, a me quello è quello che mi interessa ed è per questo motivo che voglio ringraziare tutti i volontari che ci hanno dato una mano, perché da una parte c'è Enzo Cainero con la sua professionalità, con la sua capacità, i suoi rapporti. Solo attraverso lui si possono fare cose di questo tipo, ma mettendoci anche il cuore, perché Enzo valorizza sempre tutto il mondo del volontariato e questo è quello che a me interessa davvero, che sia una grande festa di popolo da una parte e dall'altra parte un grande riconoscimento al nostro volontariato che in Friuli Venezia Giulia è veramente fortissimo. Enzo Cainero, ieri all'arrivo, oggi la partenza, 2 momenti diversi ma accomunati da una cosa, una grande passione e tanta gente. Molto bene, sono molto contento perché l'attesa era alta e il risultato è stato molto buono. Un bilancio complessivo al termine di queste 2 giornate? Ma io direi da 10, la lode non c'è ancora, ma siamo molto vicini perché abbiamo fatto un'operazione molto forte in chiave di dimensione del problema dei parcheggi, dell'accesso e soprattutto della sicurezza. Abbiamo fatto una
un'azione molto buona anche di carattere preventivo. Devo ringraziare le forze dell'ordine, tutti coloro che magari nel silenzio hanno collaborato, perché è stato molto, molto positivo. Il Friuli Venezia Giulia merita quindi altre tappe. Il Friuli Venezia Giulia merita perché ha grandissima credibilità, però lo dicevo anche in altre occasioni, l'ho detto anche oggi, cioè prendere delle tappe è difficilissimo, difficilissimo, abbiamo una grande concorrenza, certamente non sempre abbiamo degli amici in altre regioni, ma è logico perché il ciclismo promuove il territorio. Il rapporto costo-benefici è straordinariamente favorevole ai benefici che si ottengono e quindi stiamo lavorando seriamente per il prossimo anno. Diciamo che abbiamo buone probabilità di farcela. Sindaco, un'emozione vedere una città così piena in attesa dei ciclisti. Davvero tantissima emozione. Io devo ringraziare tutta la macchina organizzativa, quella del Giro d'Italia, la struttura comunale, i volontari, la polizia municipale, le forze dell'ordine, perché è andato tutto secondo i programmi. Una grande festa di popolo di ieri sera con Notte Rosa e oggi è un'emozione straordinaria poter assistere a quella che è una manifestazione carica di storia e carica di emozioni. Quindi ingredienti vincenti. Se ci aggiungiamo anche la caduta economica, mi pare che più che una spesa abbiamo fatto un investimento. Il suo bilancio tra la Notte Rosa e la mattinata di oggi? Assolutamente positivo, l'obiettivo era quello di garantire a Pordenone una partenza bellissima, emozionante, una grande festa e c'è stata. La ricaduta economica c'è perché gli alberghi sono pieni, i pubblici esercizi hanno avuto un notevole aumento del fatturato. Parlavo con un rappresentante di Federmoda, mi ha detto che anche i negozi di abbigliamento ieri sera hanno staccato più scontrini del solito, quindi se si ha lo sport insieme anche alla ricaduta turistica credo che sia un'esperienza da replicare al più presto.